Yeah. We back. Yeah. The GP will see you now. Look, free to return to that. Parkour è una disciplina nella quale si cerca di sfruttare qualsiasi tipo di ambiente in cui ci si trova per muoversi e allenarsi, sfruttando appunto muretti, panchine, l'ambiente in cui ci si trova, ambiente naturale o urbano, e senza grandi regole di movimento, ma estremamente libero. Ci vuole sì sicuramente una preparazione, comunque sono dei livelli per i quali possono essere comunque tutti capaci, non deve sembrare una disciplina che magari solo per determinate persone estremamente allenate, ma può essere praticata da chiunque, anche da una persona che ha 80 anni. Per quella persona magari fare parkour potrebbe essere semplicemente imparare a scavalcare un gradino di 40 cm. L'importante è che sì, lo faccia a modo suo, con una tecnica con cui si trova a suo agio, e nel parkour si cerca di insegnare questo, insomma, a trovarsi a proprio agio nell'affrontare gli ostacoli e le cose che ci troviamo davanti. Come associazione puntiamo molto a promuovere il parkour, ma promuovere in un modo sano, quindi promuove la salute del corpo e poi anche della mente. Non è che ci vuole una preparazione di per sé, uno può iniziare a fare parkour anche senza nessuna preparazione, la preparazione arriva a quel tempo. Ovviamente nel parkour ci sono dei salti, delle sfide che per farli bisogna avere la preparazione, ma col tempo si crea, quindi la tecnica, il corpo, l'esplosività, eccetera. Ma noi come Sherwood facciamo corsi per chiunque, dai bambini dei 5 anni di età in su fino ai 99, e semplicemente basta venire a provare e si può capire com'è la disciplina, insomma. Allora, noi abbiamo uno spazio, ad esempio al coperto, ci sono associazioni che praticano la disciplina al coperto, in realtà sarebbe da praticare in ambiente outdoor. Noi quindi abbiamo un ambiente al chiuso come punto di ritrovo, punto di riferimento per chi vuole iniziare, e poi comunque strutturiamo gli allenamenti all'aperto anche in piazze, in parchi, dipende insomma dove troviamo degli spunti per poterci allenare. Il parkour come disciplina è nata in Francia negli anni 80 e nel tempo si è diffusa in tutto il mondo. In Italia comunque anche qui è già 10-20 anni che la gente pratica. Ovviamente più persone praticano, poi più si diffonde velocemente. Io ho iniziato anche 8 anni fa, erano le medie, fine medie, stavo facendo atletica e con un mio amico di atletica mi ha fatto conoscere questa disciplina che in realtà praticavo già fin da piccolo senza saperlo. Nel senso che mi piaceva fare i salti sulle ringhiere, scalare gli alberi, tutti i movimenti che alla fine ho riscoperto nel parkour. But I also know that time will change this entire frame.